La ciorta, questo termine napoletano che vuol dire tante cose e non una sola come si crede. Andiamo a vedere. Ricostruire il significato delle parole, a volte si vanno anche a scoprire delle cose legate a questo termine. Infatti, molto spesso i dialetti non si limitano a tradurre un termine nell'italiano, ma ben altro. Si tratta di vissuti, forse dimenticati e che nascondono delle vere e proprie storie. Infatti, i napoletani, per raccontare il loro destino perennemente incerto, hanno scelto un termine che è proprio adeguato: a-ciort. Infatti, per i napoletani a-ciort è qualcosa di più, non è riferito alla fortuna, come spesso molti credono. Infatti il termine, oltre a indicare a buona e a cattiva ciort, cioè la buona e la cattiva fortuna, va un pochino oltre. Per i napoletani è l'incontrollabile, che in italiano non si riferisce altro che al termine destino. L'origine del termine sembrerebbe latino, ma con le varianti regionali viene fuori sors, che viene chiaramente dal latino serere. Infatti l'ambiguità di questo termine è già nel latino, perché serere significa annodare, intrecciare. Infatti la fortuna non è nient'altro di quello che ci viene regalato, che ci viene portato, che ci viene inflitto dalla sorte e che quindi lega i destini degli uomini. I napoletani hanno scelto il termine ciorta, che ha subito chiaramente delle variazioni fonetiche nel corso dei secoli, che viene dal termine sorte, praticamente sorta. E come cita Pino Daniele in Napoli, ognuno aspetta ciorta, cioè quel piccolo colpo di fortuna che ti rasserena la giornata. Non si può in alcun modo intervenire su essa, ma ci è concesso di aspettarla, ma mai passivamente, ricordatevelo. Grazie amici e grazie per il like e seguitemi. Ciao!